Bentrovati, i bergamaschi sanno proprio tutto dei bresciani, e i bresciani quanti segreti conoscono dei bergamaschi. I Maz delle Ure, Tone e Battista dal 1581 suonano le ore sull'orologio in stile veneziano in piazza Loggia. Vedremo cosa diranno i bergamaschi. E il massimo teatro bergamasco è il teatro Donizetti, inaugurato nel 1791 e dedicato al grande compositore. I bresciani lo riconosceranno? Si parte! Presso e perché, Bergamo e presso, che bellezza che ne sei. Luca di Bergamo Alta, siamo qui a Bergamo con Luca, nativo di Bergamo Alta. Sì, quel terrazzino là ho vissuto la mia adolescenza, adesso non abito più qui. Insomma, è un privilegio stare a Bergamo Alta. È molto disturbata qui perché la corsarola, la gente passa ed estate specialmente molto Affollato. affollata. Sì. Ma Luca, scusa, è una curiosità, ma che è sta sedia? Perché sei... È un regalo di un amico e mi ha detto te la porto con la macchina. No, io ho fatto la... Ma no, faccio due passi. Faccio due passi con la sedia, ogni tanto mi siedo. Certo, perché è pesantina. Ti sei pentito di essere venuto in No, auto? dai, no, un po' di sport fisico fa sempre. È comoda? Posso sedermi? Vediamo un po'. Poi No. Diciamo c'ha certi anni. No, beh, insomma, c'è anche il suo valore. Oh, hai fatto un affarone, secondo me, sai che comodo? Me l'ha regalata anche. Niente, allora. Router magari non ha mappia. Ma c'è qualcosa che invidia i bresciani che i bergamaschi non hanno? Garda. Garda, eh? Beh, il Garda sì, è un bel, rispetto al nostro lago Iseo è molto bello il Che è Garda. anche il nostro, il lago di Seo, è anche bresciano. Sì, però diciamo per noi lo consideriamo nostro. Senti, e questa, proprio questa è un po' l'emblema di Brescia. Guarda, te lo faccio vedere questa immagine, sei mai stato, hai mai visitato? Qualche volta sì, ma non la conosco benissimo. Conosco il castello, la zona dei musei. Quando eravamo più giovani andavamo nella zona del Carmine a fare dei ride. Basta, silenzio. Basta, abbiamo già capito. Questi sono Tone e Battista, i Maz delle Ure in piazza Loggia, Brescia. Piazza Loggia me la ricordo, il famoso attentato, però ripeto la città non la conosco. Allora, Dico di più il Garda. Sirmione, Garda. Gargnano, sti posti qua mi piacciono. poi nel prossimo incontro, prossima intervista ci racconterai che fai dalle parti larghe. Comunque, grande Brescia, meno quando c'è la partita. Vabbè, abbiamo capito. Salutiamo i cugini bresciani. Ciao bresciani, forse fra 30 anni ritornerete in Serie A. Siamo in compagnia di Giordano qui a Brescia. Tu sei bresciano, Giordano? Sì, Sì. Di che ti occupi? studio ingegneria, Sei convinto su questo? abbastanza. Sì. Devo pensare. Con calma, Con calma, Giordano. Oh, guarda un po', questa è una foto di qualcosa di bergamasco. Dai, questo è facilissimo. Che cos'è questo? Di Bergamasco? Sì. Il teatro Donizetti. Bravo, il teatro Donizetti, dedicato proprio al compositore bergamasco. Tu che cosa sai di Bergamo? So che c'è quello de Hure de Huta, È già qualcosa? il centro storico in alto, si fa fatica a parcheggiare per gli studenti, ne conosco qualcuno che studia lì. Che dicono loro, dei bresciani? No, conosco qualche bresciano che studia a Bergamo. Di bergamaschi invece? Di bergamaschi non ne conosco in realtà. I bresciani che studiano a Bergamo, cosa dicono della città, come stanno, come vivono? È molto bella e anche le facoltà che ci sono valide. Forse qualcosina che ce l'ha appunto in termini di facoltà universitarie manca qui e viceversa. Sì, e tu che promesse ti fai per questo anno della cultura, di Bergamo Brescia, capitale della cultura? Beh, spero di godermi questa bellissima città che è Brescia e tutto quello che offre. E sconfinare anche là, dai, magari. Sì, perché no, sicuramente. Ma questa rivalità, sto campanilismo, secondo te c'è? Ma c'è sicuramente, forse più in termini calcistici. E tu segui il calcio? No. No, segui solo le ragazze bergamasche, tu, Boh, chi lo sa. Lascia fa. Oh, Giordano, salutiamo allora gli amici bergamaschi? Ciao Bergamo. Dialetto? Ciao Bergamasco. Vabbè, dai, va bene così. Alla prossima, grazie, ciao. Presso e perché, Bergamo e presso, che bellezza che ne sei.